Sono 7 le persone tra italiani e cinesi indagate dalla Procura di Padova per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini della squadra mobile si tratta di 2 associazioni criminali affiancate da 2 cittadine cinesi, riferimento delle comunità di Padova e Treviso. Il sistema collaudato prevedeva la predisposizione, dietro il pagamento di somme tra 500 e 1000 euro, di falsi contratti, lettere di assunzione, cedolini dello stipendio che gli stranieri clandestini e senza documenti mostravano al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno negli uffici delle questure di Padova, Venezia e Treviso. In questo modo gli indagati inducevano in errore i pubblici ufficiali e ottenevano l'avvio delle pratiche per far avere permessi di soggiorno a chi non ne aveva diritto. L'indagine è partita da controlli incrociati e assunzioni sospette. Le associazioni criminali, secondo gli inquirenti, si appoggiavano a 2 avvocati e 3 titolari di aziende fittizie con sede a Padova, Limena, Monselice, Maserà e poi nel Trevigiano a Villorba e nel Polesine a Petorazza Grimani e Lendinara. Una delle donne indagate avrebbe anche favorito la prostituzione di sue connazionali in 2 centri massaggi a Padova e Codroipo in provincia di Udine. Nell'ambito delle indagini, a febbraio dell'anno scorso fu perquisita la sua abitazione, trovando passaporti, carte d'identità e 34.000 euro. Inoltre gli indagati avrebbero anche favorito la permanenza illegale in Italia di alcune cittadine cinesi attraverso la celebrazione di falsi matrimoni.